La Roma, per compiere altri 3 passi verso il suo grande obiettivo playoff, il Monastir, con 8 gare ancora da disputare al termine della sua regular season, per cominciare la scalata salvezza. Amici di Calcio a 5 Live, appassionati di futsal, buonasera da Alessandro Cappellacci e benvenuti al Pala Gems per il recupero della 16ª giornata del girone B di Serie A2. Ecco Salas, azione personale, va sulla destra, prova la conclusione, ma Puzzulu in 2 tempi la fa sua. Prende tempo, prova ad andarsene sulla destra il tiro, ma Puzzulu non si fa sorprendere sul primo palo. E tira, e c'è il gol! Puzzulu sblocca l'incontro dopo 3 minuti e 14. Hai visto con la coda dell'occhio Kaique Rodriguez fuori dai pali. E porta in vantaggio la Monastir. Mantiene in gioco Santos verso Da Silva. C'è deviazione, sarà calcio d'angolo. Da Silva, lui a battere, tocca corto verso Batata, la suola verso Da Silva, Santos ancora verso Batata, il tiro e c'è il gol. Ha toccato Puzzulu ma non basta. A 8 minuti e 9 secondi dall'inizio del primo tempo Capitan Batata stabilisce l'equilibrio. Ora per la rimessa laterale verso Bringas, il tiro e ci mette la mano Kaique Rodriguez che la manda fuori. Da Castaldo e prova a sfondare ma fa buona guardia Mereu. C'è fallo, ammonito Mereu, calcio di rigore. Guto contro Puzzulu, parte Guto, la conclusione, c'è il gol, spiazza Puzzulu e porta la Roma in vantaggio. 2-1 per i giallorossi di Emanuele Di Vittorio. Fuori verso, e c'è il tocco forse di Puzzulu, c'era la conclusione di Raimondi, così è. Salas punta un avversario, Salas prova a sfondare, mette al centro verso Santos, ancora Santos, azione personale, il tiro e il gol! 3-1 Roma con Santos, doppio vantaggio per i giallorossi. Da Silva fa passare verso Santos, spara la porta, ancora Santos di tacco, c'è il gol! Ma che gol ha fatto Santos! 4-1 Roma. Santos che sale così a 12 reti in A2 quest'anno. Sterza, la tocca verso Castaldo, il tiro, Puzzulu e c'è l'autorete di Bringas. 5-1 Roma, sfortunata veramente la Monastir, c'è da dirlo. Ha fatto un bel intervento Puzzulu. Lunghissima dell'8 giallorosso, parte Kaique Da Silva, la conclusione dice di no. Puzzulu che non si lascia sorprendere, rimane in piedi fino all'ultimo. Da Silva la fa passare verso Santos che la suola, il tiro e c'è il gol. Dopo solamente 23 secondi la Roma va sul 6-1. Bellissimo assist di Santos. Ancora Puzzulu, va palla al piede, ancora Puzzulu, grande azione sul secondo palo e c'è il gol. Ma che azione ha fatto l'estremo difensore della Monastir, doppietta per lui. 6-2, Puzzulu che si prende di prepotenza questo secondo gol. Da Silva, corto verso Castaldo, verso Santos, prova a girarsi, Santos la tocca verso Castaldo, occasionissima giallorossa per riportarsi sul 7-2. Castaldo porta palla, Castaldo scarica su Santos, Santos il pallonetto, Puzzulu e ci mette la manona e la manda fuori. Sterza, ancora Salas, numero di Salas, mantiene la sfera, il tiro deviato e c'è il gol. Deviazione decisiva di un giocatore della Monastir, Mattana, e Salas sigla il 7-2. Se proverà ad andare sulla sinistra e così è, e la mette sul secondo palo ma non ci arriva Gentile e ha superato con una finta Sau
Parte lui, la tocca cortare su Santos, Grasuola e risponde Puzzulu che dice di no. Via tutto Sauri, parte la Roma con Da Silva che serve Gentile, Gentile il gol! Arriva il gol della Roma a 7 secondi dalla fine. Gentile, lui a segnare l'8ª rete a 7 secondi dalla fine. Finisce qui il match, c'è la sirena al Palagems. La Roma che ottiene 3 punti pesantissimi nella corsa playoff. Siamo qui con Giuseppe Lavrendi, uno dei protagonisti di quest'oggi della vittoria della Roma. Allora, 8-2, un risultato largo, tutto facile come sembra? Non è stato molto facile perché questa settimana abbiamo lavorato tanto, ci siamo allenati molto bene, quindi la vittoria è stato, come posso dire, dagli allenamenti si vede, ci siamo allenati forti tutti quanti, con umiltà abbiamo giocato e i risultati li abbiamo visti oggi. Sono felice perché mi hanno dato l'opportunità di giocare, anche se sono giovane, sono contento. Ecco, vi volevo rialzare le ultime 2 parole. Tu sei classe 2004, però oggi hai avuto personalità da vendere. A chi dedichi di questa buona prestazione? Dedico questa buona prestazione a tutta la squadra che mi ha aiutato e supportato, che durante gli allenamenti mi aiutano sempre, e poi alla mia famiglia che è sempre vicino a me, la ringrazio tanto, a tutti i miei familiari. Senti, che soddisfazione, mancano 2 gare alla fine della regular season. Tu che sei così giovane, giocare un playoff promozione Serie A, che soddisfazione può darti? È una soddisfazione immensa, ancora non riesco a crederci. È uscito tutto quest'anno all'improvviso e come va lo prendo. Sono molto felice.